Dal 2011 credo, 11-12 poi si è proprio stabilita quotidianamente. Viene apprezzata perché si danno notizie delle TV che fanno parte di questo, diciamo, accordo. Quanto di questa sera cozza un poco il nostro essere siciliani isola nell'isola. Ecco, 3 TV, 3 editori, 3 direttori questa sera sono radunati in una zona baricentrica della Sicilia per far squadra. Una marcia in più e noi l'abbiamo dimostrato anche in questa circostanza, bisogna unirsi perché solo facendo squadra si vince la partita. La sfida è sempre più difficile ma sempre più importante perché in qualche modo la globalizzazione sta rischiando anche di globalizzare l'informazione. Qui mettiamo insieme circa 100 anni di televisione locale perché ciascuno di noi ha fatto 30-40 anni, non sono pochi. Quello che io vorrei raccontare a chi ci guarda, ai nostri telespettatori, è che portiamo avanti un mestiere serio e cerchiamo di farlo ogni giorno con sincerità. È bello e secondo me è importante che esistano realtà come le nostre perché oggi tutti si improvvisano su Facebook, vogliono apparire. L'informazione è una cosa seria, il telegiornale è una cosa seria, non si fa né su Facebook né giocando. Voi siete una spalla, siete un conforto, siete dei compagni, siete un consiglio, è bello confrontarsi con dei colleghi, è bello avere un supporto ogni giorno, è bello perché siamo diversi e insieme nella nostra diversità diamo una completezza a chi ci segue. Ho studiato invece giornalismo, per me è stato un po' un passo diverso, ho fatto gavetta proprio all'interno di Video Sicilia, l'ho scelta io come tante altre TV, per me è anche un po' aver suggelato i miei studi. Secondo me l'odore del giornalismo si respira proprio in televisione, si respira ancora con il cartaceo. Noi che resistiamo siamo forti, mi piace lavorare in questo team, grazie a voi si è creata proprio questa squadra ancora più grande, ancora più ampia e siamo contenti di farne parte. Quello che facciamo ogni giorno, anche grazie alla vostra collaborazione, è proprio questo, cercare di dare notizie vere, notizie ovviamente che riguardano tutta la regione perché riusciamo a prendere appunto tutte le parti della Sicilia. Lei ha fondato la televisione in Sicilia, in particolare nel Trapanese, ancora prima dell'arrivo dei media nazionali. Nel 1974, quando non si parlava di emittenza televisiva locale, ho fatto una società per azioni chiamata Teleradio Alcamo, società per azioni per fare la televisione via cavo. Dopo 40 anni sono ancora qui a vivere assieme a voi questa avventura, se così la possiamo chiamare. Come vede la televisione fra 40 anni? Trasmetteremo mentre camminiamo per le strade, insomma tutto si farà con una semplicità enorme. Gli strumenti che hanno consentito, diciamo, l'evoluzione via etere significa che si può fare di tutto. Un elemento che non può mancare dalla televisione, la passione. Fondamentale per poter arrivare a tutto. Quando in un lavoro o in una situazione di azienda non c'è la volontà o non ci sono, diciamo, la preparazione e la passione, non si fa niente, tutto va a malore. C'è un sogno che vuole realizzare ancora? Alla mia età già quello che ho fatto è troppo, quindi ormai ho deciso di non fare più niente. Questi appuntamenti, questi momenti servono per cementare, per aggregare questo nostro scommettere con l'informazione regionale, questo scambiarci quotidianamente i servizi fa sì che i telespettatori curiosi che prima guardavano le altre TV hanno capito che realmente noi siamo una forza regionale, quindi siamo riusciti attraverso lo scambio di servizi quotidiani a guadagnare quei telespettatori che prima sceglievano altri canali. Bravi tutti, complimenti a voi di Onda TV, complimenti agli editori, al direttore dell'intera redazione di TVA, al mio editore Girolamo Mogliossi Turano, Pasquale Turano, le collaboratrici di redazione, con umiltà, senza presunzione, senza frenesie, continuare passo dopo passo a far sì che questo mestiere non muoia e che non creino il pensiero unico che vogliono uniformare, ma lasciare l'operatività dell'informazione regionale a chi quotidianamente la svolge con serietà e passione. Un grosso compito quello mio, però fortunatamente grazie a una squadra che abbiamo creato in TV e una collaborazione con voi veramente ottima, periodo veramente difficile per l'emittenza locale, però ci siamo presenti, c'è internet, c'è Facebook, c'è YouTube, però quello che dà la TV alla gente non è sostituibile da internet. Su internet c'è un'informazione che può sempre essere modificata, cambiata e che non è sempre reale.
esistono le fake news, esistono le bufale perché esiste internet. Il futuro come lo vedi? Non è semplice, però l'Italia, a differenza delle altre nazioni, ha un sistema di informazione locale che non può, a cui non può prescindere. Dobbiamo essere però forti a superare questo periodo. Essere uniti significa vincere questa sfida. Assolutamente, ed è anche questo che l'unione di realtà come le nostre, che comunque coprono l'intera Sicilia tutte, però hanno una sede ben fissa sul territorio proprio, fa sì che l'informazione e che la collaborazione renda un servizio migliore alla cittadinanza.